in un luogo simbolo come Piazza Libertà a Udine che prende inizio un'avventura tutta friulana dedicata alla scoperta di capolavori sonanti. Un viaggio nel mondo visivo della musica in Friuli tra arte dei suoni e arte figurativa. E chi mai lo avrà notato, per cominciare proprio da qui in Piazza Libertà, che ai piedi, ai basamenti delle mitiche statue di Ercole e di Cacco, affettuosamente chiamate dagli udinesi Florian e Venturin, ci sono delle rappresentazioni di strumenti musicali a basso rilievo in alcune delle facciate di questi robusti blocchi di pietra lavorata. Una tromba ricurva, o meglio un trombone sul quale è legato uno stendardo e ai lati una punta di lancia e una fucina, cioè il forcone, e questo sia sotto Ercole che sotto Cacco, mentre soltanto sotto Ercole è con timpanum d'artiglieria, un tamburo a fusto lungo tra scudi o piatti e una corseca a punte ricurve. Venite a vederli questi trofei con strumenti musicali, a commento sonoro di questo grande mito riassunto nelle due statue simbolo di Udine. Ercole, tra l'altro, il cui mito racconta fosse scarso nella musica, allievo di Lino della scuola di Apollo, che morì per un accidentale colpo di lira in testa che gli fu inferto dallo stesso Ercole che non sapeva dosare le forze. Ed è per questo che c'è il timpanum e soltanto sotto di lui. E quale miglior commento sonoro ai trofei, a queste belle statue in pietra daurisina, seicentesche, realizzate da Angelo De Putti, traslate e legate a una curiosa vicenda tutta friulana? Bene, quale miglior commento sonoro se non l'Ercole di Handel, un grande dramma musicale in perfetta sintonia con la grandezza di Ercole e di Cacco, alias Florian e Venturin.